l'università continua a mandare curriculum e un po' cioè lo senti, no? Che molto spesso si fermano al tuo nome, a quel nome poco occidentale, poco italiano, che dietro di sé nasconde tutto un mondo. È diventata cieca, ma tutto questo insomma non l'hai reso un ostacolo nella tua vita, perché vedo che ti sei laureata in scienze dell'educazione, quindi sei andata avanti. Questa malattia è progredita nel tempo, ma appunto non mi ha fermato. Un po' di decenni la situazione si è molto modificata, adesso c'è comunque nella società molta più comprensione per quello che sono quello che è il transessualismo, per quelle che sono le persone che hanno cercato, quelle sensazioni che avevo dentro di me, non sapevo nemmeno cosa fosse il transessualismo, quindi cercavo di tenere dentro di me queste cose, cercavo di nascondere quasi di annullare, anzi apposta facevo tutte le cose più maschili possibili, anche il mio